Simonetta Zanon, le giornate internazionali di studio sul paesaggio promosse dalla Fondazione Studi e Ricerche Benetton quest'anno imboccano una visuale leggermente diversa dal passato. Quest'anno infatti si parlerà di animali, presenza che da sempre esiste in modo importante nel paesaggio e nel giardino, però non sempre si indossano gli occhiali giusti per vederlo, si dà sempre più attenzione alla componente vegetale, alla componente artistica, alla componente progettuale. Questa volta il focus è proprio l'animale come costruttore lui stesso di paesaggio, l'animale come elemento generatore di forma e di progettualità. E detto così sembra un tema circoscritto, poi in realtà andando un po' ad approfondirlo prende mille direzioni diverse che naturalmente non affronteremo tutte, ma abbiamo scelto un percorso che su queste tre parole chiave costruisce in 2 giorni un iniziale approfondimento, ecco, diciamo così. Da appunto gli animali agricoli che costruiscono, come diceva il paesaggio, fino agli zoo a animali coinvolti in installazioni artistiche vere e proprie. Sì, sì, come ci piace sempre fare per mescolare un po' anche i linguaggi, nelle giornate di studio avremo anche un paio di relazioni che ci daranno conto dell'ispirazione che l'animale e il paesaggio può dare ad alcuni artisti, il cui lavoro poi viceversa può ispirare chi si occupa di paesaggio. E artisti, quindi intendo scultori, artisti plastici in qualche modo, e anche però lo sguardo del cinema entrerà nelle giornate di studio attraverso il giovane regista Davide Gambino, il cui ultimo lavoro si occupa proprio in un modo abbastanza sorprendente di animali nella città. E, insomma, non rivelo altro perché è un film che avremo l'opportunità di vedere in anteprima. E a proposito di animali nella città, rifletterete in qualche modo anche sulla possibilità di utilizzare gli animali come manutentori dei parchi e dei giardini urbani. Sì, sì, perché proprio questo tema fra i molti è uno di quelli che ci sembra più importante, più urgente, proprio per il contributo che può dare ai responsabili della manutenzione degli spazi verdi delle città. Esistono esperienze in corso di grandissimo interesse, avremo esperienze francesi ma anche italiane da Torino, che è un po' stata una città apripista in questo senso. Qualcosa avevamo già visto in fondazione relativamente all'ambito alpino e quindi è un tema che ci interessa molto portare avanti.